Conte alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, siamo nella fase 2 del progetto. Sarà l'annata più complessa. Alla vigilia dell'incontro con la Fiorentina, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa, lanciando un messaggio chiaro. Siamo entrati nella seconda tappa del nostro percorso. Questa stagione sarà la più impegnativa. Lo dico con cognizione di causa, sono arrivati molti giovani in una piazza di grande prestigio, dove, dopo il tricolore conquistato inaspettatamente, le ambizioni sono alle stelle. È naturale, quindi, che ci sia tanta pressione, anche su ragazzi che necessitano di tempo per crescere. Indice che punta a destra, conferenza conclusa, ora si parte per Firenze. La conferenza stampa è terminata e la squadra si prepara a lasciare Napoli per raggiungere il capoluogo toscano, dove domani sera affronterà la Fiorentina. L'analisi dell'avversario. Attenzione alla Fiorentina. La vera difficoltà sarà affrontare una squadra forte come la Fiorentina, che negli ultimi anni ha disputato 2 finali europee e si è rinforzata molto grazie al mercato. La considero tra le 7 a 8 squadre in grado di rendere la serie ancora più competitiva. Per quanto riguarda Anguissa, dopo l'infortunio di Lukaku siamo stati costretti a modificare alcuni piani. Elmas è stato scelto anche per la sua grande flessibilità tattica. Anguissa ha giocato martedì e solo ieri è tornato ad allenarsi con noi. Ora è disponibile e in buona condizione. Chi gioca tra i pali? Abbiamo 2 portieri di alto livello. Meret è una sicurezza. Ha difeso la nostra porta nei 2 scudetti. Milinkovic-Savic proviene da una realtà diversa. Si sta ambientando bene e ci sarà il momento per vederlo all'opera. Lo abbiamo voluto perché ha caratteristiche diverse rispetto a Meret. Emergenza, infortuni e rotazioni. L'assenza di Ramani pesa, è una colonna della difesa. Con un calendario così fitto, giocando ogni 3 giorni, è inevitabile affrontare problemi fisici. Per questo ci siamo mossi in anticipo sul mercato. I nuovi acquisti devono inserirsi velocemente e rendersi subito utili. Buongiorno. Ha recuperato dopo un intervento estivo, ha lavorato bene nelle ultime 2 settimane. È pronto, gli manca solo il ritmo partita. Elmas e Højlund vengono dagli impegni con le nazionali, li ho visti in buone condizioni. Saranno utili già da subito. La stagione più difficile di sempre. Senza dubbio, questa è la stagione più complicata. Il titolo vinto lo scorso anno ha cambiato tutto. Ha aumentato le aspettative, anche se era arrivato in maniera inaspettata. Ora il mio obiettivo è aiutare i nuovi ad ambientarsi il più rapidamente possibile. Siamo nella seconda fase del progetto, ma con uno scudetto già sul petto, cosa che cambia inevitabilmente la prospettiva di tutti. La condizione del Napoli secondo Conte. Entriamo ora nella parte più dura della stagione. Si giocherà ogni 3 giorni e servirà la massima concentrazione. Nelle prime 2 gare abbiamo puntato sui giocatori più esperti, ma adesso è il momento di integrare anche i nuovi. Servirà pazienza, qualche errore potrà capitare, ma sarà fondamentale mantenere equilibrio nei giudizi e dare fiducia ai giovani. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.